arriva fuori. Peppino! Signora Maria! Vostro marito poi sempre più garbato, Io per l'amicizia che ho nei vostri confronti volevo sistemare un po' le cose. Si sapete che mi ha risposto vostro marito? E che vi ha risposto? Non mi rompete le scatole, facetevi le fatte vostre! È la mia meraviglia! Non ve lo invidio per niente! Nemmeno io! Io al posto vostro Che cosa fareste? mi troverei una mano. Poi! Certamente, non perderei tempo. Ma dove veramente fai? Peppi, Ma dove? ma tu veramente vuoi mettere alla prova a me? E trovatelo, stamante, trovatelo uno che ti piglia, e vai, che ti tenenza, fammi vedere che sei capace, fa avanti, ti sfido, fammi vedere che sei capace. Non mi sfidare, Peppino. Hanno portato un vestito per la signora Maria, lei ce l'ha fatta. Ah, sì, è un vestito che mi sono fatta fare. Permettete. Io, compagnia mia, me devo consolare chi è vestito. È vero, mi consolo con i vestiti. E poi è arrivata tutta questa posta. La posta era di pubblicità. Grazie. Ah, ecco qua. Devo trovare un albergo dove poter andare stasera. Allora, vediamo un poco. Eccolo qua, ecco. Ah, la pagina degli annunci. Trovata. Allora. Ah, vuoi fa rumore? Allora, alberghi emergenziali. Rosaria? Sì, signor Dite. E stasera non ce n'ero a casa. Va bene, signor, preparo solo per il signor Peppino. Benissimo. Sì, penso di sì. Come mai non ce n'erai a casa? Mia sorella non sta bene, non migliora affatto, mi ha mandato un telegramma. Benissimo. Come benissimo? No, dicevo, tua sorella non sta bene, tu vai a trovarla e ti stai con lei. Fai benissimo. Perché non capire male. Sì, tutte queste sviolinate adesso, sì. Allora, alberghi, eccoli qua. Pure la modista mi ha mandato un Oh, punto. perfetto. Peppi, ma che perfetto! Amatista ti ha mandato un conto e paga. Ma non ti senti bene? Stai dicendo una marea di cose senza senso. Sì, Befana. Ecco. Guarda qua quanta pubblicità! Trovate. Guarda qua. Tutta pubblicità di alberghi. Pippi, senti qua!